Visita Adria in Galleria Braghina a sostegno di Bobo Barbuiani sindaco, il sottosegretario della giustizia, l'avvocato padovano Andrea Ostellari. Il sottosegretario era stato messo sotto scorta in relazione alle polemiche sulla battaglia del terrorista anarchico Alfredo Cospito, occupandosi tra le sue deleghe proprio del trattamento dei detenuti. Io sono qua a dare il benvenuto a Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, e volevo ringraziarlo a parte dei cittadini, a parte nostra della coalizione, e io direi a questo punto un bel applauso, perché una serata così che viene a Adria, ragazzi. Sono onorato, saluto anche l'amico Pier Francesco, sindaco di Cavazza, facciamo un applauso, che poi doveva venire domani sera ma ha un impegno e perciò l'abbiamo reclutato. Hai un matrimonio domani, perciò l'abbiamo reclutato. Vi presento la nostra coalizione, naturalmente già ci conoscete molto bene, visto che sono già 40 giorni che stiamo macinando chilometri ogni sera, frazioni, perché poi Adria è un territorio un po' particolare, diciamo, ha 8 frazioni, di cui una ha oltre 2000 abitanti, di cui è la più piccola, visto che entriamo nel tema proprio giusto, con 20 famiglie. Sono arrivati da circa 4-5 anni degli extracomunitari e si è stravolto praticamente tutto il paese. Hanno chiuso le attività, c'erano 2 attività di ristorazione e si inizia ad avere dei grossi problemi questa piccola frazione, già che entriamo proprio nel cuore del problema. Pensi che ad Adria, non ricordo, non era mai successo, è esplosa una bomba a carta in questa piccola comunità di Cavalella Polo. Sono, ripeto, 20 famiglie. E da lì abbiamo purtroppo iniziato a capire che la musica è cambiata, dobbiamo assolutamente chiedere più presenza delle forze dell'ordine, più sicurezza, più disponibilità da parte naturalmente della polizia locale, che adesso è un po' sguarnita, perché bisogna assolutamente assumere altro personale, e la nostra preoccupazione comincia anche a farsi sentire anche in centro storico, perché abbiamo questa microcriminalità che non si era mai vista, e da 6-7 mesi abbiamo delle piccole bande di teppistelli che alla notte girano e fanno diverse maldate. Perciò questo è un problema che le porto a conoscenza. E avete fatto bene, secondo me, a sottolineare questo elemento, la necessità di ritornare al rispetto delle regole. Oggi purtroppo c'è una moda strana secondo la quale, insomma, se trasgredisci la regola sei più figo, e secondo me questo è qualcosa che invece noi dobbiamo, diciamo, attenzionare come atteggiamento. Noi non dobbiamo rincorrere le mode, noi dobbiamo semmai pretendere il rispetto di regole e pretendere il rispetto di chi rappresenta lo Stato. Atteggiamenti troppo frequenti avvengono nei confronti anche delle nostre forze dell'ordine, e siccome qui anche stasera ci sono le forze dell'ordine, facciamo un applauso alle nostre forze dell'ordine che ogni giorno sono dedicate alle nostre comunità. Le nostre baby gang sono formate da ragazzi che hanno 11, 12, 13 anni, ma non sono i criminali, non sono quelli che ti vanno a fare, voglio dire, la rapina, però è una modalità preoccupante, perché crea quella dimensione di inizio di criminalità che potrebbe poi sfociare in cose molto più gravi. Allora stiamo pensando di dare l'opportunità, uno strumento, diciamo così, in mano soprattutto ai questori o ai prefetti, oppure in questo caso ai sindaci assieme ai comandanti di stazione dei carabinieri. Ecco, che cose? Vi ricordate, sapete benissimo che cosa sono i DASPO, no? O che cosa sono i provvedimenti di ammonizione? Funzionano, hanno funzionato soprattutto per quanto riguarda ad esempio lo stalking, perché agiscono avvisando, chiamando il soggetto e in qualche modo ammonendolo. Bene,
In questo caso però il nostro scopo non è solo quello di chiamare il ragazzo, 12enne, 13enne, ma è quello di chiamare i genitori. Noi dobbiamo avere la capacità di ritornare anche al rispetto dei ruoli